Today we will with Nikola Dudasova. So first of all, thank you for being here, thank you for your time. Welcome. Yeah, of course. Thank you. Come al solito faccio io la prima domanda, dopo lascio lo spazio a voi. So I'm gonna go with the first question. What about these first weeks of work, your first feelings and emotion of being here, player of Reyer? Yeah, of course. So I'm feeling so good here. Everyone is so nice, so welcome me. So I really appreciate it. Obviously, it's a big organization, so everything is so professional here. Like so many people around us. Would I really appreciate it as a professional player? So yeah, my feelings are just like really, really nice. Sì, ha detto che è molto contenta, sta molto bene, si vede che siamo appunto una società di alto livello, che ci sono tante persone che lavorano per loro e come giocatrice professionista apprezza molto questo, che tutti l'hanno accolta a braccia aperte, quindi può dire solo cose positive, è contenta di essere qui. Domande? Ciao, innanzitutto welcome. Thank you. E volevo chiederti, che giocatrice sei o meglio, quali sono le tue caratteristiche e in particolare i tuoi punti di forza? So what type of player are you? And what's your strengths? Firstly, I would say I'm a very competitive player, very ambitious, so that means I want to win. I would say also I'm experienced from different types of basketball, so I think I can help for this team like in many options for the coach and for the team too. So also I think in the defense, for example, I can guard the best player, or in offense, like I can shoot, I can play ball, so like whatever team needs, I would say. Sì, direi che sono una giocatrice molto competitiva, ambiziosa e quindi voglio vincere. Penso di avere anche molta esperienza, avendo giocato in vari paesi, quindi comunque riuscendo a giocare, a capire vari tipi di pallacanestro. E quindi sono pronta poi, penso di essere pronta ad aiutare la squadra in tanti modi e farò tutto quello che il coach o comunque la squadra mi chiederà. E se devo dire i miei punti di forza, direi che difensivamente sono un ottimo difensore, riesco appunto anche a marcare le migliori giocatrici, mentre offensivamente chiaramente il mio punto di forza è il tiro. Ecco, visto che, come hai detto tu, hai fatto esperienze in più paesi e hai potuto vedere diversi tipi di basket diversi, qual è quello che ti ha colpita maggiormente e perché? So since you are an experienced player that you played in many countries, what kind of basketball do you like the most and why? I would say I play like quick basketball, more transition, and I'm also like physical player, I would say. So I like if I can play more physical, like with the more contact. So like simple basketball, a lot of like pick and rolls, fast breaks, and this stuff I like. Sì, mi piace molto la pallacanestro veloce, che si gioca sul ritmo alto, che si corre molto in contropiede. Penso di essere anche una giocatrice fisica, quindi mi piace quando il gioco si fa più duro, sono una giocatrice che appunto cerca i contatti. Mi piace in generale comunque una pallacanestro semplice con appunto molti pick and roll che si corra molto in transizione. Ciao. Visto che mercoledì giocate già, che tipo di partita ti aspetti a Belgrado contro la Stella Rossa? So on Wednesday we play against Stella Rossa. What kind of game do you expect? I expect just like tough game, very physical, I think, because also like when I watched the coach when she was in Fenerbahce or with the Serbian national team, they play like really physical, like they trap the pick and roll. So I accept the tough game from this side.
But hopefully, like, we are more experienced, like we have good team, so we can manage it, I think. Sì, mi aspetto una partita molto dura, molto tosta, conosco la loro allenatrice, appunto con la Felix, ci ho giocato contro anche quando guidava la nazionale serba e quindi il suo tipo di pallacanestro è una pallacanestro appunto molto fatta di contatti, però penso anche che noi siamo una squadra di esperienza, abbiamo delle ottime giocatrici, le prime sensazioni sono buone, quindi penso che riusciremo appunto a gestire questa grande fisicità che loro metteranno in campo. Senti, benvenuta. Cosa ha trovato nelle prime settimane di lavoro a livello proprio di squadra, di tipologia di squadra, e come pensa si svilupperà il gioco di questa squadra? So first of all, welcome. Thank you. Scusami, ripeti un attimo. Che squadra ha trovato a livello proprio di caratteristiche e come pensa si svilupperà il gioco? In terms of characteristics, basketball characteristics, what kind of team did you find here in Venice? And how do you think the game will develop in the season? Mm-hmm. So about the team, Yeah, like about us. the team. Yeah. Firstly, I think very experienced, very good players here. Like on every position, we are like double. So I don't know. Also, we can play like different type of basketballs or different lineups. But we try to play like quick, easy basketball, like a lot of shooting or put the ball down because we have really good like post players, so they can play one-on-one. Just like this, I would say. Sì, ha detto che ha trovato comunque giocatrici di altissimo livello, giocatrici con esperienza, che in ogni ruolo siamo molto coperti e che possiamo quindi sperimentare. Hanno sperimentato poi diversi quintetti in base appunto alla tipologia di gioco richiesta. Giochiamo una pallacanestro molto veloce, fatta di molti tiri, e pensa che comunque a parte poi le guardie abbiamo anche sotto canestro delle giocatrici molto valide che possono giocare soprattutto in post basso, in uno contro uno. Ecco, aveva già affrontato qualcuna delle sue nuove compagne avversarie? Di queste? Sì. In this team, did you already faced one of the new players or no? I mean, last season I played against Dojkic because we play against Kio in Euroleague. So I think just against her, but we played with the national team against Italy, so against the Italian players I play also. Ci ha detto che ha giocato contro Dojkic a Schio in Eurolega, quindi lei, e con la nazionale slovacca ha giocato contro l'Italia, quindi aveva insomma già incontrato le nostre italiane che giocavano in nazionale. Se gli faccio il nome di Marito Ziccola, cosa dice? If you tell the name Marina Ziskova. I know. Familiar to her? Yeah, I know her, but I played with her just one time in national team, like. So Sa che ha giocato qua. I was very young then, so she was like experienced player and I was like maybe first time with the women national team. So Do you know that she's a former player? yeah, I know. Sì, ha detto che Yeah. in realtà ci ha giocato insieme in nazionale solo una volta. Yeah. Perché lei era giovane E lei stava finendo. ma insomma sa che giocava. Sì. Yeah. E la curiosità, come mai è così affezionata al numero 77? So why do you wear number 77? Is there a reason or? I mean, yeah, there is. I started with the 7, but then I came to the team, and 7 was like someone has a 7, so I take 77, and also I like the Luka Doncic, Okay. so I like him, and so from that moment it's even nicer, like wear 77 for me. Sì, ha detto che all'inizio indossava il 7, dopo quando ha cambiato squadre il 7 era occupato, quindi ha messo il 77, ha iniziato il 77 e adesso anche il numero di Luka Doncic. È un giocatore che a lei piace molto, quindi un motivo in più per indossarlo. Infatti all'inizio aveva il 7 giocato. He remembered that at the start you had the number 7, you were number 7. Yeah.